E allora torniamo in studio con l'ospite Roberto De Marchi, l'aria che tira, viene da dire, a livello economico-bancario, insomma ogni giorno ne sentiamo di nuove, purtroppo in negativo, però comincerei De Marchi con un discorso legato anche alla vicenda delle banche venete, no? Non so se lei segue questa cosa. Noi abbiamo ad esempio qui i consumatori attivi che vengono spesso a raccontarci di quello che accade a Roma. Abbiamo sentito un po' come da Bruxelles da una parte, ma dalla stessa capitale all'interno dell'urbe ci sia stata una clamorosa retromarcia, no? Verso i penalizzati, tutte quelle persone che ci hanno rimesso anche la casa, l'attività e via dicendo. Ecco, dal suo punto di vista come vede questa vicenda? È complicata perché non ci sono i soldi. Ora, va dato merito al governo quando dà la disponibilità a poter intervenire per fare soffrire di meno queste 15.000 persone, famiglie, aziende che in Friuli e Giulia hanno avuto queste disgrazie, questi ammanchi, queste ruberie, però purtroppo facciamo i conti con uno Stato che se dichiara di poter voler fare qualcosa, poi in realtà non ha i denari. Stiamo dibattendo su una questione che pesa qualche miliardo in Friuli, solamente in Friuli, ma ovviamente la massa è di oltre 100.000 creditori in questo caso, e in tutto la massa è molto corposa, è molto pesante, sono tanti miliardi, e purtuttavia il governo ha risicato 500 milioni per questo anno, forse da un fondo che non mette neanche lui, ma trova da disponibilità di somme dormienti. E 500 milioni non sono niente, per cui va dato merito che fa le dichiarazioni di uno Stato il governo, ma poi non è coerente, non è conseguente con queste dichiarazioni. Ma è possibile secondo lei, mi permetta di sottolineare questo, perché noi solitamente queste domande le facciamo a un legale, comunque chiaramente a chi lavora nella magistratura, però anche da parte sua che è un tecnico, dunque che lavora all'interno di istituti bancari e ne vede, come si dice, di cotte e di crude. Ecco, è possibile non riuscire a recuperare i soldi solo perché queste pseudo banche si nascondono dietro varie SRL, cooperative, controcooperative, limitate e via dicendo, mentre magari un povero cristiano, tra parentesi, che sbaglia e non paga, non riesce a pagare il credito alla banca, nel giro di 6 mesi, un anno, si trova, come si dice, con le pezze nel sedere e con un calcio nel culo, mi sia consentito il termine, messo in strada. Ma allora, la questione è un po' più complicata, ovviamente. Secondo me dovrebbe essere lo Stato, in questo caso, che è garante di un sistema, a dover intervenire perché in qualche modo è mancato un controllo da parte di più enti e in un contesto che era facilmente controllabile. E quindi c'è una responsabilità oggettiva che è in capo a chi ha la suprema e ultima attività di controllo. L'alternativa è andare contro le aziende o contro chi in quelle aziende aveva delle responsabilità di vertice, che non è facile. Chi segue un po' le attività procedurali a Vicenza vede che insomma i vecchi amministratori hanno liberato il patrimonio a terzi, si cercano di nascondere sotto materasso tutto quello che c'è, qualcuno ha fatto altre meraviglie e non si riesce poi a capire come fare per riscuotere qualche soldo che non c'è. Chi ha comprato la banca di Stato, in questo caso con operazioni di Stato, Intesa San Paolo, non ha interesse ad andare a cercare a chi dare i soldi, ovviamente, e a questo punto si dibatte tra chi potrebbe pagare qualcosa o chi si chiama fuori, ed è complicato. C'è un'alternativa in ultimo che dovrebbe essere quella che sana, ma con un rischio alto: fare causa contro coloro i quali non hanno fatto i controlli ed erano garanti della onestà delle dichiarazioni che la banca faceva. Le aziende che hanno fatto le consulenze, le regioni contabili e la Banca d'Italia, Consob, quegli enti pubblici che dovevano essere i super partners dell'operazione, che comunque hanno dichiarato che
sono loro che non hanno controllato, che non hanno visto. Chiaro. Però lì sono attività che poi iniziano, ma non sai quando e come le finirai. Sono Certo. attività lunghe. D'altra parte la massa dei creditori è talmente importante, ripeto, oltre 100.000 persone, perché noi ragioniamo del Friuli, che è importante, ma in realtà il Friuli è una piccola parte del tutto. E una norma E poi quando mi va. permette di sottolineare, come sempre, essendo la lontana provincia dell'impero, come tale viene riservato, no? Come sempre. Purtroppo è vero. E quindi bisogna trovare una norma, un qualche cavillo, un qualche modo per accelerare, però ovviamente dire di sì in campagna elettorale per i rimborsi vuol dire avere almeno 100.000 persone favorevoli alla tua elezione. Certo, e dunque uno più uno fa due in questo caso, no? Senta, torniamo invece in Friuli Venezia Giulia, cerchiamo di capire un po' l'area che tira, no? Perché giustamente una volta al mese io chiamo De Marchi per cercare anche di analizzare effettivamente quello che sta succedendo, no? Anche oggi si è aperto un altro fronte di crisi importante, la Burgo a Trieste, addirittura la Sirti a Udine, alle porte di Udine, a Basigliano, dove ci sono 90 operai che praticamente da un giorno all'altro sono stati messi, come si dice, in strada e non sanno esattamente se prenderanno i soldi o meno. Cioè, queste situazioni che ogni giorno si aprono non sono tanto positive per dire che c'è voglia di investire in Friuli Venezia Giulia e di conseguenza venire in banca a chiedere un contributo per poter avviare l'impresa, no? No, è tante volte che ci vediamo ormai e abbiamo spesso detto che il cavallo non beve, non sta bevendo e questo continua. Peraltro gli ultimi dati anche di recessione che il governo, che i ministeri, che l'Istat ci sta dando ci fanno ritenere appunto che le nostre visioni sono confermate dai fatti. Il Friuli è una lenta fase di addormentamento, non c'è molta voglia di investire, non c'è molta voglia di fare, anzi chi ha qualche sentore un po' più di crisi cerca di chiudere i battenti e salvaguardare il suo denaro. E poi se mi permette c'è anche la possibilità, adesso sto vedendo tante persone che chiaramente si trovano, magari piccoli imprenditori parliamo, che si trovano veramente in difficoltà con il martellamento delle tasse, che chiudono la propria attività, la vecchia partita IVA, per aprire quella famosa partita IVA del de minimus, no? Del fatto di poter arrivare al regime forfettario e meno respirare in un certo senso, no? Purtroppo è una situazione questa che non avvantaggia chi è sul mercato come un'impresa che dovrebbe essere un po' più agile, un po' più snella, invece viene un po' pressata dalle tante tasse e tanti compense. Purtroppo in questo momento la regione non sta facendo molto, ha delle idee, ma non sta facendo molto per permettere un rilancio. C'era un altro termine che si usava qualche mese fa, insomma, con un altro governo regionale, per permettere a una regione come la nostra di potersi rimettere in moto. E, e quindi anche le banche che possono dare credito fanno fatica perché non c'è quella richiesta che dovrebbe esserci. Chiaro. Senta, per quanto riguarda invece gli istituti di credito presenti in Friuli Venezia Giulia, anche qui si sentono sempre novità, no? Perché magari anche qua si sente Boene, poi fusioni, controfusioni, qualcuno dice si chiudono, si vedono soprattutto, mi permetta di sottolineare questo, tante chiusure di sportelli, no? Ci sono, magari restano i bancomat, però gli sportelli spariscono. Allora, sugli sportelli noi avevamo una concentrazione troppo alta fino a oggi, insomma, rispetto alla media nazionale. Noi abbiamo 64 sportelli per 100.000 abitanti, quando in Italia la media è intorno alla cinquantina e in Europa è sotto i 40, per cui probabilmente abbiamo qualche sportello in più che dovremmo andare a pensare di ottimizzare, tenendo sempre presente che comunque la gente, le persone, specie nelle zone più disagiate, devono avere comunque un servizio di prossimità, perché la banca comunque ormai fa tanti servizi, tante cose e la gente deve poterle utilizzare. Però giustamente lei ha fatto riferimento alle banche di questa regione, a me ha dato, e per quello facevo quell'accenno prima, da pensare quando ho visto che il progetto industriale, il piano strategico di una banca importante di questa regione
prevede l'apertura di alcuni sportelli non più in Friuli ma nel vicino o meno vicino Veneto. E questo mi ha dato un senso. Ho capito che il cavallo non beve in regione, ma andare a portare la raccolta dei nostri conterranei nei terreni del padovano, trevisano, veneziano, vicentino, dove già altri istituti hanno provato queste strade in passato e non hanno avuto grande fortuna, medio credito, tanti altri. E purtroppo vedo che invece si continua a pensare che quella locomotiva che corre di più di noi sia una locomotiva facile. Io sono convinto che invece quella è una locomotiva molto difficile e qualche volta anche deraglia. E quando deraglia... Come l'asino scalcia. E questa è la realtà dei fatti. Senta, proprio una battuta sul medio credito, perché c'è stato tutto sto polverone, poi tutto si è risolto come il famoso temporale? No, risolto nulla. C'è un nuovo socio di maggioranza che è arrivato, si è insediato, sta cominciando a capire cosa si può fare di questa azienda. È un'azienda importante che pesa 80 dipendenti, ha delle competenze, ma ha delle anche disfunzioni, ha anche delle problematiche che devono essere superate e deve essere integrata in un ambiente, quello del sistema cooperativo, che è complicato, è complesso ed è basato su Roma e non sul Friuli, Chiaro. per cui è una complicazione in più. Però so che lo stiamo seguendo, stanno lavorando per capire come mettere in squadra questa nuova azienda e dargli un rilancio. Certo è che comunque patiamo una situazione di difficoltà perché comunque i soldi sono spariti, le sciocchezze sono state fatte e quindi oggi l'azienda è a Per il secco. momento diciamo si naviga a vista, ecco, questa è la realtà. Speriamo nel futuro. Io ringrazio, ci mancherebbe, speriamo sempre nel futuro perché altrimenti dobbiamo sempre guardare nel passato, presente, però guardare nel futuro. Il rischio, come si dice, di fare la fine del zoppo e se si zoppica poi non si torna più a camminare. Io ringrazio ancora l'ospite, ringrazio voi gentili Grazie a amici e voi. amiche per la visione e l'ascolto. La Voce del Friuli torna come sempre, stessa ora, stessa rete. Mandi e alla prossima.